quali sono le sue emozioni che ha provato oggi? Ormai sono veterano della cosa, emozioni non ce ne sono. Direi piuttosto gli impegni che prenderemo, che mi sono assunto partecipando a questa campagna elettorale e quindi facendo parte della squadra. Il mio compito, che ho sempre detto, è quello di fare un po' da balia ai nuovi arrivati, portare quelle esperienze, anzi tradurre quelle esperienze che ho avuto nel passato in azioni concrete. Sono felicissimo che abbiamo vinto, è ovvio questo qui. Sono soddisfatto dei risultati personali che ho avuto. A proposito di risultati personali, lei ha avuto tantissime preferenze da parte degli elettori. Pensavamo che lei andasse a fare l'assessore in questa giunta, ma non è andata così. No, non era previsto. Era una volontà innanzitutto, l'ho appena spiegato, poi ho una certa età, ormai sono pensionato. Quindi ha più tempo da dedicare anche alla città di Vittorio Veneto. Però lei ha sentito oggi quante deleghe hanno le persone, sono persone giovani, è giusto che vadano avanti loro. Le posso fare una similitudine con il ciclismo, sport che amo moltissimo. È appena finito il Giro d'Italia e abbiamo visto che quando vince il capitano, il gregario che arriva magari 50 posti dopo esulta come se avesse vinto lui. L'importante era che la squadra fosse vincente e questo è stato, per di più con un risultato eccezionale, perché abbiamo vinto il primo turno senza dover andare al ballottaggio.